Piogge non così violente ma rovesci costanti con grandi quantità di acqua. Come spesso accade, l'entroterra del Tigullio deve fare i conti con diverse piccole frane e smottamenti, nulla di eclatante come entità, ma tanti disagi nelle aree interessate e necessità di mantenere la tensione alta in un territorio dove anche un maltempo poco più che ordinario può creare problemi. A Carasco una frana si è staccata in località Terrarossa e si procede a senso unico alternato sulla 586, un evento che ha provocato anche la chiusura della strada comunale in località Rietta, aperta solo per le emergenze perché momentaneamente a rischio. In questo caso ANAS si dovrà occupare della messa in sicurezza. Sempre a Carasco è chiusa la strada in località Razzeto per uno smottamento avvenuto martedì sera, passaggio solo a piedi. Entro la fine della mattinata previsto lo sgombero e la riapertura. A Correglia Ligure è sempre chiusa la strada di Zeriga fino al passo della Crocetta per un cedimento avvenuto intorno al chilometro 4.9. È una grossa frana quella che ha causato la chiusura della strada del Canevale. La strada è interrotta al chilometro 1,9 e chi abita più in alto può passare solo attraverso la strada nel bosco tra Canevale e Correglia. Incerti i tempi di riapertura, il costo dei lavori di sistemazione è stimato tra i 500 e i 600 mila euro, ci spiega il sindaco. Raggiungibile, nonostante un restringimento di carreggiata, anche la frazione di Monteghirfo nel comune di Favale di Malvaro. Una frana martedì mattina si è staccata sotto la strada comunale per un fronte di quasi una decina di metri. Per la messa in sicurezza, conferma il sindaco, servirà a realizzare una palificata. A Mezzanego è chiusa la strada di Molinelli, a costa del canale Vignolo Piano c'è invece un restringimento di carreggiata. Non ci sono tempi di riapertura definiti, la strada è a servizio delle vasche dell'acquedotto e il comune ha chiesto un intervento ad Iren. A San Colombano Certenoli una frana sulla SP42 ad Aveggio è stata rimossa dai tecnici della città metropolitana. A Borzonasca non ci sono restringimenti o chiusure, almeno per il momento, ci sono stati diversi piccoli smottamenti e cadute di alberi, ma per ora tutto all'interno dell'ordinario. Situazione analoga a Reggio Aglio, dove si è vista più difficoltà ad assorbire acqua nelle aree che sono già state interessate da grossi eventi, come quella di Alpepiana. A Cogorno solo piccoli smottamenti puliti in poco tempo, l'amministrazione si dice preoccupata per i prossimi giorni per la tenuta di alcuni versanti. In Val Fontanabuona non si segnalano situazioni di particolare criticità.